Adesso il turno del dottor Antonino Cucuzza, redattore della rivista trimestrale Agorà, curatore della rivista Trinaghe e socio dei gruppi archeologici italiani di Catania. Ha prodotto decine di pubblicazioni inerenti principalmente alla storia, l'archeologia e le tradizioni dell'area catanese. Relatore in numerosi convegni specializzati, ha collaborato con testate giornalistiche ed è stato anche consulente storico-scientifico per la realizzazione di guide turistiche e documentari. Prego, dottore. Scusa Antonio, ti conviene usare questo? Intanto buonasera, Filippo non scappare perché ti devo chiamare. Qualche mese fa Filippo Invesi mi chiamò a casa dicendo: sto organizzando un convegno, sei disposto a dire qualcosa? Ho detto sì, ma di che si tratta? Mi ha detto: ma sai, si tratta di cultura messinese. Bene, poi va bene, già l'abbiamo scaricato Filippo, aspetta. Ho detto, ma sì, si può fare, però io sul collare messinese non è che conosca più di tanto. Potrebbe essere interessante invece uno scambio, diciamo, di territorio. Vediamo se nel mio territorio ci sono delle cose che riguardano Messina. Quindi ho pensato di fare questo intervento sulle tracce di cultura messinese nell'area del Calatino, da dove io provengo. Mi sono posto il problema come affrontare l'argomento, ma per esempio già nella preistoria abbiamo delle culture tipicamente messinese come quelle di Rodi Tinta di Valle Lunga e come quelle dell'Ausonio, che sono presenti sia a Valsavoia, a Punta Castelluzzo, alla Meta Piccola di Lentini, sia a Molino della Badia a Gran Michele. Quindi due culture preistoriche tipiche della zona del messinese sono presenti nel Calatino. E adesso non la voglio fare molto lunga sulla questione, ma per esempio in periodo medievale alcune famiglie messinesi come il Rosso avevano grandi territori nell'area del Calatino: Aidone, Baccarato, Pietraliscia, Vaccaria d'Aidone, Granville e Nucifora a Vizzini, Monte Sant'Anastasia, Recalseme a Caltagirone, Scordia Sottana e Scirume nel territorio di Lentini. Come vedete c'è un interesse, diciamo, ben preciso. Vogliamo continuare con i Crisafi, che avevano i feudi di Ramasuri e Pancali nel territorio sempre di Lentini. La famiglia Bonfiglio aveva diversi appezzamenti di terreni nei dintorni sempre di Lentini. Ma diciamo, in cambio però c'erano alcune famiglie del catanese, per esempio, che avevano grossi interessi nel messinese, tipo gli Alagona, che erano presenti a Palagonia e Mineo come feudatari, ma erano anche signori di Ficarra, di Naso, di Capodorlando, del Reitano, di Mistretta, di Caronia, di Mirto, di Mistretta. Comunque erano signori nei vari periodi di tutte queste di questi feudi. Oltre quindi il collegamento amministrativo, feudale, abbiamo anche una serie di donazioni fatte da vari regnanti siciliani di territori diciamo nella nostra zona. Per esempio Adelicia, nipote di Federico II, dona i casali di Girepici, Cardinale, Apuglia e Macchittile, che sono nel territorio di Siracusa, a San Salvatore Limbafari. E poi abbiamo una donazione di Ruggero II, sempre del 1134, della chiesa di Santa Croce nel territorio di Baccarato, territorio di Aidone. Abbiamo nel 1136 il casale di San Basilio, territorio di Lentini, sempre a San Salvatore. Abbiamo la concessione della chiesa di San Giovanni Crisostomo di Lentini, sempre a San Salvatore, e il feudo dei monaci in territorio di Mineo a Santa Maria di Gala. Matteo Aiello dà il casale di Callura sempre a San Salvatore. Callura era il territorio di Lentino, oggi il territorio di Palagonia. Agri di Vizzini ha regalato una serie di appezzamenti di terra nei dintorni dell'Icatia Ubea sia a San Salvatore di Lipari che a San Salvatore di Patti.
Non solo, ma questa influenza messinese nell'area del Calatino è confermata da un riconoscimento fatto da Enrico VI nel 1194 della prevalenza di Siracusa sui territori che vanno da Lentini a Patti. Quindi questa influenza messinese sul territorio della piana di Catania più largamente era riconosciuto anche a livello regio. Poi c'erano alcuni, per esempio, ho trovato alcuni documenti di gabellotti di origine messinese come Bartolomeo di Bella e Giovanni di Santa Barbara che avevano preso per più anni il feudo di Camopietro, stiamo parlando di 44.000 salme di terra del territorio di Caltagirone in gabella, e da queste pagavano la gabella in formaggi e frumento. Erano 510 onze di gabella per l'affitto e venivano pagati in derrate alimentari. Non solo, e qua a collegare un po' il territorio della piana di Catania con la zona di Cesarò Floresta era la trastiera delle Vacche, che passando nei dintorni di Catania Nuova attraversava poi l'alto corso del Simeto per arrivare poi nell'area messinese. Questo collegamento continua anche in tempi molto più recenti. Basta pensare che già ancora negli anni 40 a Libertinia, che è una frazione di Ramacca, nei pressi di Radusa e a Catena Nuova, c'erano dei mietitori provenienti da Castelluccio e San Marco d'Alunzio che venivano a mietere e a lavorare nei campi proprio in quell'area. Questa è un'antica tradizione medievale. Quando i feudi erano spopolati, i signori facevano arrivare grossi gruppi di persone per lavorare i campi, e quindi molto probabilmente, come questa tradizione vale per queste due cittadine, vale anche per altre zone del Messinese. Diciamo che si potrebbe ancora approfondire un po' meglio un po' tutta la cosa, ma diciamo che già abbiamo anche un'idea un pochettino di cosa è successo nel tempo. Una delle tradizioni a cui facevo riferimento è quella che riguarda Monte Iudica. Monte Iudica, c'era una cittadina che venne distrutta nel 1076 proprio dai Normanni, ripopolata, la troviamo ancora sotto Federico II di Svevia, che nel 1232 la distrugge completamente. Di questa città non si sa niente, non si conosce il nome antico, non si conosce il nome greco, perché c'era anche un insediamento greco, ma se tu vai a Castelgiudica e chiedi come si chiamasse la città, ti dicono Chiarastella. Ora, di questa Chiarastella dalle nostre parti non abbiamo nessun documento, né medievale né moderno. Chiarastella, l'unica cosa che c'è che si chiama Chiarastella è un insediamento vicino Cefalattiana, che ha le stesse caratteristiche orografiche, geografiche, oltre che storiche, proprio di Castelgiudica. E per esempio potrebbe essere una di quelle tradizioni attraverso la via delle vacche o comunque della transumanza animale che si trasferisce da Chiarastella a Castelgiudica. Per esempio, e questa è una delle possibilità. Un'altra cosa che mette in collegamento la piana di Catania con la nostra area è il culto di Santa Febronia. In Sicilia è venerata a Patti e a Palagonia. Vediamo un pochettino. Intanto è un culto diffuso in tutta Europa che per la prima volta viene nominato in Sicilia nel 1196 a Messina. Esisteva un quartiere di Santa Febronia, così almeno ci dicono i documenti antichi. Ma se noi andiamo a studiare i vari riti collegati alla Santa, vediamo che il culto di Patti con quello di Palagonia sembrerebbero quasi due sante totalmente diverse. Ora, qua c'è tutto da studiare, anche perché i collegamenti fatti con Trofimena di Minori, della Santa di Patti, ci vanno un po' fuori strada. Comunque sappiamo che la tradizione collegata alla Santa Febronia di Patti, già abbiamo una non testimonianza, ma quantomeno una tradizione che riguarda dell'Asia, che pare che sia stata guarita dalla lepre all'Acqua Santa, e che per questo abbia comunque
diciamo, abbia fondato una cappella proprio in quella zona. Sicuramente esisteva nel XV secolo una cappella nel monastero di Santa Chiara proprio dedicata a Santa Febronia, e l'affermazione del culto avviene con la festa del 1500. Di questa tradizione così antica a Palagonia non esiste. La prima notizia che riguarda Santa Febronia a Palagonia è del 1567. Le date sono importanti perché poi arriveremo anche a una conclusione. Nel 1616 l'amministrazione di Palagonia spendeva 10 onze per la festa, e per tutto il 1500 e l'inizio del 1600 il nome di Santa Febronia o di Febronia nell'onomastica paesana non esiste, non si riscontra, neanche nei registri di battesimo o di morte della parrocchia. A questo punto non solo, è a metà del XVII secolo che Santa Febronia soppianta San Pietro come patrono di Palagonia, per esempio. Fino al 1650 è patrono di San Pietro. Non esiste una chiesa dedicata a Santa Febronia a Palagonia. La chiesa matrice è ancora intitolata a San Pietro. A questo punto ci si pone il problema, perché se è una santa che è così importante, come mai non ha un riscontro a livello di chiesa o, che ne so, di quadri, di affreschi, di qualche cosa del genere? Bene, da una ricerca fatta proprio in questo periodo sappiamo che la Palagonia attuale è lo spostamento in pianura di una Palagonia medievale che non è dove è adesso, ma era alle coste di Santa Febronia ancora oggi. Ha preso questo nome anche abbastanza recentemente, perché prima si chiamava Pastucaria, perché era la zona dei pistacchi, per essere precisi. Troviamo tutta una serie di dati che riguardano il popolamento di questo centro medievale, che dal 1366 contava circa un centinaio di famiglie, per arrivare intorno al 1450 a circa 20 famiglie, quindi uno spopolamento serio e consistente, molto probabilmente dovuto al fatto che il feudatario, che è un Ruggero di Passaneto, si ribella alla venuta di Martino I, e quindi molto probabilmente questa piccola cittadina viene presa con la forza intorno al 1400, un po' prima del 1400. Quindi, ponendoci il problema, se a Messina è a parte il culto più antico, mentre a Palagonia è più recente, è possibile pensare, questa è un'ipotesi tutto da dimostrare, che a Palagonia il trasferimento del culto sia avvenuto portato forse da qualche abitante proveniente da quest'area? Perché noi già nel 1500 Palagonia ha circa 1500 abitanti, cioè in un arco di 50 anni passa da 20 famiglie mediamente a 200-300 famiglie, ed non è un incremento naturale questo. Quindi è possibile che il culto di Santa Febronia sia da collegare al trasferimento di alcuni abitanti provenienti dall'area o di Patti o comunque di Messina, che si sono portati appresso questo culto. Noi prima del 1535 circa non abbiamo alcuna testimonianza di Santa Febronia. Prendetela come un appunto, una ricerca, approfondiremo. Un'altra cosa che ci collega con l'area del Messinese è una qualcosa che è collegata con la Settimana Santa a Palagonia e nei dintorni. A Palagonia la chiamano la Via Crucis, a Ligodia Upea i parti della croce, a Ramacca a Scisa Croce. Io vorrei farvi sentire, perché sono andato a registrarvela. Non si sente. Va bene, comunque questa è una lunghissima filastrocca composta da circa 44 ottave,
o 44 di 8 versi, quindi siamo a 4, insomma è molto molto lunga. E vediamo se riusciamo a chiuderla. Vieni qua Filippo, scusa. Intanto questa cosa mi ha comportato un certo lavoro, perché rientrando fra le tradizionali non si trova trascritta da nessuna parte, quindi sono dovuto andarmi a cercare i cantori paese per paese e confrontare le varie versioni. A Palagonia è stata trascritta per la prima volta nel 1928 ed è la più antica trascrizione di questa Via Crucis, trascritta da un certo Agrippina Nolfo. Viene recitato la notte fra il giovedì e il venerdì nella chiesa della Matrice, dove 4 confrati si mettono ai 4 angoli della chiesa e ne cantano in questo modo un'ottava per ognuno, e dura tutta la notte sta cosa. A Licodia esistono 2 trascrizioni antiche non datate, una conservata presso l'archivio parrocchiale di Santa Lucia e l'altra presso un privato, una certa Giuseppina dell'Università si chiama così, e viene cantata nella chiesa dell'Addolorata e in piazza il venerdì santo. A Ramacca viene trascritta nel 1942 da un certo Salvatore Pizzuto e viene cantata per tutta la notte del giovedì proprio sempre nella chiesa della Matrice. Ora io non entro molto nella questione sulla trascrizione influenzata dal dialetto vocale, molto infarcito dai italianismi, da lacune più o meno grandi, dalle rime saltate, dalle diverse versioni, perché ci sono delle differenze fra una stesura o l'altra. Ma è interessante perché questa Via Crucis è firmata. Nella strofa 34 della versione di Palagonia e nella quartina di 44 di Ramacca è firmata da un certo Minico Mustazzi di Capizzinato, picciotto zappature si dice lui, quindi è un poeta popolaresco che si cimenta a raccontare la passione di Cristo in forma di poesia. Di questo Minico Mustazza non ho trovato niente in SPN né su internet, né nel Mira, nello Scinane, nell'Arbone, nel Moncitore, nel Petrelli, non c'è niente assolutamente. Non c'è niente neanche fra gli uomini illustri di Capizzi, cioè, non ho riscontrato assolutamente niente. Rientra questa tradizione della Settimana Santa, diciamo, nel grande diffusione che è l'atto della Pinta di Teofilo Polengo, che incomincia a essere rappresentato in Sicilia intorno alla metà del 1500. E su questa scia prende, come dire, chiede una composizione fatta da Filippo Arioles nel 1750 del riscatto di Adamo. Il riscatto di Adamo era formato da cosiddetto martorio, cioè erano delle parti che venivano concatenate fra di loro, di cui facevano parte le cosiddette cene parlanti e deposizione della croce. La deposizione della croce quindi prende piede dopo la prima rappresentazione del riscatto di Adamo, che è del 1750. Questo quindi la conclusione del mio intervento è che sicuramente Domenico Mustazza compone quest'opera intorno alla metà del 1800, che ha una diffusione che non si riesce a spiegare quali possono essere i veicoli per cui quest'opera si diffonde in 3 comuni del Calatino. Io adesso dovrò approfondire per vedere anche se altri comuni hanno questo tipo di tradizione. Pastori del Messinese che vengono a svernare dalla nostra parte, perché ce ne sono ancora oggi, infatti questi pastori noi li chiamiamo genericamente i turturiciani, perché quasi vengono dall'area, diciamo, sicuramente dell'area messinese, ma per dare un nome diamo questa cosa qua. Noi sappiamo per esempio che per tradizione esiste nel territorio di Mineo, per esempio, una pietra, si chiama la pietra dei Camuti o la pietra dei poeti. Vi faccio perdere un secondo. C'era Paolo, voi non avete mai sentito parlare di Paolo Maura. Paolo Maura è uno dei più importanti poeti siciliani del Seicento, il quale si innamora della figlia del notaio e il notaio lo fa incarcerare e tenere in carcere per circa 20 anni per fargli sfuggire la figlia, che insomma
lui era un campagnolo semplicemente. Quando esce dal carcere si rifugia in questa contrada, che è contrada Camemi, e costruisce una piccola casetta. Accanto a questa casetta c'era una pietra. I poeti, per fargli omaggio, tutti i poeti siciliani di tipo popolaresco, ogni estate, finiti i lavori di campagna della mietitura e della trebbiatura, andavano a Mineo a raccontare le proprie opere. Ed è una cosa che avviene ed è testimoniata, avviene fino alla fine dell'Ottocento. Che il signor Domenico Capizzi sia andato a Mineo a raccontare la sua croce, l'ascesa della croce, e che abbia fatto breccia nei cuori dei paesani, un'altra ipotesi. Non so, per esempio il circuito delle fiere del bestiame, noi sappiamo che nelle fiere del bestiame arrivava di tutto, arrivavano chi sbarcava il lunario, come si dice, cioè vendevano il lunario, chi c'erano i cantastorie, e c'erano spesso, giravano spesso dei fogli volanti con opere da leggere, compresa poteva essere anche questa per esempio. O la cosa che io ritengo comunque più logica, qualche predicatore, perché durante la settimana santa voi sapete che andavano i predicatori nei paesi a raccontare e a fare i sermoni, le prediche per stare contriti e pensare alla sofferenza di Cristo. Grazie.